La scelta di queste opere nasce innanzitutto da una disponibilità degli eredi molto generosi che ci hanno messo a disposizione un ventaglio di dipinti ma anche di disegni che vanno dal 1926 agli pieni anni 80. Teniamo conto che Alessandro del Prato nasce il 27 giugno, quindi come oggi nel 1909, e già nel 26 troviamo un'opera come Mia madre che qui abbiamo portato, che dimostra già il suo interesse, la sua capacità di addentrarsi nella cultura del tempo, saldando le sue esperienze all'interno della formazione accademica con le novità dell'arte del Novecento, che in un momento in cui si recupera la tradizione. Un'opera come Limoni, ad esempio, palesa l'influenza dell'arte di Cézanne, dell'importanza che ha per Del Prato l'impianto strutturale, formale, compositivo, mentre è così Solferino unitamente ha questo interesse anche per la pittura in chiaro, un movimento che è un'avanguardia poi come il chiarismo lombardo, nato proprio sulle rive del lago di Garda. 13 dipinti sarà difficile esporli, ma in un'idea di museo ci sta anche che questi dipinti possono a rotazione poter coniugare, declinare con altre realtà la poliedricità della cultura pittorica mantovana del Novecento. Eh sì, è un'altra tappa importante che ci porta verso il Museo del Novecento su cui stiamo lavorando da diverso tempo. Ci vorrà ancora un po' di tempo perché credo che prima della fine del 27 o di inizio del 28 il museo non potrà essere aperto al pubblico, ma il museo si sta arricchendo di opere che arrivano tramite acquisti del palazzo, tramite naturalmente l'accordo con il comune, ma anche e soprattutto tramite donazioni importanti come quella degli eredi di Alessandro Dal Prato, pittore del Novecento mantovano importante che non poteva mancare. 13 opere e alcune di esse andranno ad arricchire il percorso e l'allestimento del museo che stiamo progettando. Il papà a 21 anni ha avuto l'incarico al Comune di Gudizzolo di dirigere una scuola d'arte e mestieri domenicale. Nel 1931, quando il papà aveva 23 anni, è diventata una scuola anche festiva e poi piano piano, in 10 anni, è diventata una scuola statale. E mio papà è conosciuto anche perché ha dovuto smettere di dipingere per poter fare il preside di scuola, che oggi è un liceo artistico. Io mi trovavo in ferie, in luglio di 5-6 anni fa, alla Tuil, nelle meravigliose montagne, e ricevo da mio figlio Walter una telefonata che mi dice che a Mantova stavano organizzando un museo dedicato agli artisti di quell'epoca, fine Novecento. E mi dice, ma il nonno non rientra in questo periodo? Certo, e da lì ho chiesto alla dottoressa Casarin e la cosa è andata a buon fine e i fratelli hanno donato questi 13 dipinti.